Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a Ceuta la situazione evolve, nel senso che si passa da Hamas all'ISIS, e sì, perché nelle settimane scorse ve ne abbiamo dato conto su Radio Libertà, si registravano infiltrazioni di quel club di galantuomini antisionisti, come ormai sono percepiti dalle pubbliche opinioni progressiste, che erano i galantuomini appunto di Hamas, all'interno della marea umana di immigrati irregolari che aveva travolto l'enclave spagnola in terra nordafricana. Adesso si scopre che sono stati arrestati due sospettati di essere membri dello Stato islamico. Del resto, la prima informativa sul rischio di infiltrazioni jihadiste a Ceuta dell'intelligence italiana è datata 5 agosto e peraltro in base a informative del genere agli orizzonti che spalancano, che non era fondata, era più che fondata ed è più che fondata l'idea del governo di sospendere Schengen nei confronti della Spagna, perché se evidentemente non si è in grado non solo di arginare l'immigrazione clandestina su un confine dell'Europa, ma neanche la potenziale penetrazione terroristica, diventerebbe un atto di masochismo nazionale non sospendere Schengen. Ma in ogni caso, pochi giorni fa, è stato il giornale iberico La Razón a rivelare che appunto due jihadisti legati allo Stato islamico sono stati arrestati dalle forze di sicurezza in seguito all'invasione, dice il giornale spagnolo, non Radio Libertà, di Ceuta del 30 luglio. Uno nella stessa cittadina spagnola dall'intelligence della Polizia Nazionale, l'altro in Marocco dai servizi marocchini. Tra l'altro questo secondo sospettato di essere un membro dell'ISIS avrebbe fatto parte della cosiddetta ondata di ritorno, cioè era tornato in Marocco per organizzare ulteriori approdi di immigrati regolari nell'enclave spagnola. Cosa ci dice questa notizia? Ci dice che sarebbe irresponsabile non suonare l'allarme a Ceuta, sarebbe irresponsabile non vedere cosa rappresenta Ceuta, sarebbe irresponsabile non vedere il nesso tra flussi di immigrazione incontrollata e patologica, non controllata e irregolare, e rischio terrorismo, che è esattamente peraltro quello che disse Piantedosi, ma che hanno detto tutti i leader di governo, Salvini in primis, quando si riferivano appunto alla necessità di sospendere Schengen. Tra l'altro si evidenzia che la zona di confine marocchina, da dove è partito il grosso della marea umana, ha una storia, cita sempre il giornale spagnolo, di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e in Iraq, cioè la zona da dove si è registrato il maggior afflusso di immigrati irregolari, clandestini, se si può ancora dire nella neolingua woke, che parentesi non è affatto finita. Quella zona è una zona storicamente nota per essere una zona di presenza e attività jihadista e reclutamento addirittura verso gli epicentri della jihad medio orientale, cioè la Siria e l'Iraq. Capite con cosa hanno giocato gli apprendisti stregoni alla Sanchez, i retori dell'inclusione a prescindere. Tra l'altro ho letto che adesso Sanchez è di nuovo andato bontà sua in ferie in Andorra per staccare un attimo. Mentre lui stacca un attimo, i giornali spagnoli dicono che lì a Ceuta si saldano immigrazione irregolare e terrorismo in una zona dove c'è già una forte presenza jihadista. Allora capite che chi continua a difendere un modello di accoglienza a prescindere, di apertura a prescindere, è anche complice, volontario, spesso involontario, ma non mi tranquillizza molto di più, di chi recluta jihadisti da mandare in Europa, da mandare nelle nostre città. E se non è questo un buon motivo per cambiare radicalmente modello, e sì, per sospendere Schengen ogni volta che merita di essere sospeso, non so onestamente quale sarebbe un buon motivo. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto